Benvenuti, oggi è sabato 22 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:42 e tramonta alle 17:45. La luna si leva alle 2:37 e cala alle 11:40. Oggi si celebra Santa Margherita. Il nome Margherita deriva dal greco antico margarites, che indicava la perla. Oggi 22 febbraio è il World Thinking Day. Si tratta di una giornata dedicata alle guide e agli scout di tutto il mondo per riflettere e celebrare lo spirito di collaborazione internazionale. Oggi nel mondo ci sono oltre 38 milioni di bambini, ragazzi e adulti che in 216 paesi e territori del mondo sono scout e guide. In questo stesso giorno, che coincide con l'anniversario di nascita di Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo e della moglie, molte associazioni, come ad esempio la GESCI e l'FSE, organizzano eventi commemorativi che portano avanti principi e valori intramontabili. Il mago Forest compie 64 anni e non smette di farci ridere. Nato a Nicosia, in Sicilia, ha conquistato il pubblico italiano con le sue partecipazioni alle trasmissioni della Jalapas Band, A Che tempo che fa e a LOL chi ride fuori. In Jalapas Show su TV8 ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua simpatia. Federico Rossi invece spegne 31 candeline e lo fa da solista. Lui infatti faceva parte del duo Benji e Fede, che ha fatto impazzire le teenager con le loro canzoni pop. I due si erano conosciuti su YouTube, dove pubblicavano le loro cover e i loro brani originali. Tra i loro successi ricordiamo Tutto per una ragione con Annalisa, Dove, quando e Moscow Mule. Timothy Weah infine compie 25 anni. Il giovane attaccante americano è il figlio di George Weah, il leggendario calciatore che ha vinto il Pallone d'Oro nel 1995 con il Milan. Timothy, prima di arrivare in Italia, ha giocato in Francia con il Lille. È nato il 22 febbraio del 1931 a Castellammare di Stabia il più bel veliero del mondo. È l'Americo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare. Porta il nome di un grande navigatore e ha portato il tricolore in giro per i mari, partecipando a eventi storici e sportivi. È una scuola di vita e di mare, dove si formano i futuri ufficiali e dove si respira la storia e la cultura del nostro paese. Ma le medaglie olimpiche di che materiali sono composte? La prima posizione è composta per la quasi totalità di argento e placcata con almeno 6 grammi di oro puro. La seconda di argento e la terza è composta da bronzo, una lega costituita principalmente di rame e di un altro metallo, come lo stagno. Le leghe metalliche permettono di variare le proprietà fisiche dei materiali utilizzati. Vengono spesso usate infatti per aumentare la resistenza al calore o la durevolezza, con applicazioni in svariati settori. Buon fine settimana ai 12. Decisamente quella luna in Sagittario sta stimolando un po' tutto lo zodiaco a prendersi lo spazio godereccio di cui ha bisogno. Vediamo che ci riuscirà meglio tra i segni zodiacali. Ariete, sicuramente la luna tifa molto per voi, anche perché per adesso Venere è proprio nei vostri gradi e Giove è compatibile, e quindi più godereccio di così. Forza Ariete, un weekend da favola. Toro, la giornata di oggi è una giornata molto interessante, dedicata al riposo e soprattutto alla cessazione dei logorii che Mercurio e Urano non procurano più andando di nuovo d'accordo, quindi rilassatevi. C'è soprattutto bisogno di fare spazio mentale e di non rovellare sui soliti argomenti gemelli. La luna ce l'ha ancora oggi con voi. Avete deciso con chi passare questo weekend e come? Pensate già a viaggi, a trasferte, a come progettare una primavera che vi sorprenderà. Avete voglia di novità? Uscite, vedete gente. Oggi siete perfetti per il sociale, anche se non sempre tutti vi piaceranno. Vi ricordo che la luna è opposta.
Cancro, la vostra luna dà ancora spettacolo e stimolando quel Giove di cosa vi vuole rendere famelici e ambiziosi. Oggi avete bisogno di sentire forte il supporto degli amici e della compagine familiare, quindi sarete assolutamente generosi e bisognosi di ricevere consenso. Leone, ancora un trigono per voi in questo sabato decisamente movimentato, in cui potreste ricevere qualche invito importante e magari avere l'occasione per mettervi in ghingheri e fare una bella uscita sociale. Il momento è di netta ripresa. Vergine, la luna continua ancora a porvi delle domande e a farvi desiderare comunque cose molto più semplici, semplificarvi. La vita sarà il pensiero fisso di questo weekend, ma anche dedicarsi alla conoscenza di una persona da poco conosciuta sarà molto interessante. Bilancia, una luna che continua a darvi input e decisamente molto copiosi e importanti. Il futuro si apre con una prospettiva che in questo weekend vi darà lo spazio idoneo per pianificare e portare a termine alcuni obiettivi troppo a lungo trascinati. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata con una luna molto dinamica. Oggi penserete fortemente a quello che di affettivo potrebbe nascere tra voi e una persona da poco conosciuta. In questo momento delle vostre vite siete disponibili all'amore, ma senza più riportare le ferite dei precedenti rapporti. Bravi! Sagittario, giornata oggi in cui ancora la luna agita un po' il vostro animo, facendovi aspirare a tutta una serie di obiettivi da raggiungere. Mercurio e Saturno proveranno a rendervi un po' più razionali e a trovare una mediazione tra le vostre esigenze e quelle del partner. Oggi però non sentirvi capiti potrebbe essere emotivamente un pochino più difficile da gestire. Capricorno, una giornata oggi molto interessante, visto che ben 4 pianeti attorno a Saturno stanno tutti tifando per voi. È un weekend molto importante in cui potreste anche decidere se impegnarvi o meno in una nuova storia d'amore. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che lascia spazio a Plutone di iniziare ad interagire con un Giove che potrebbe essere molto ma molto stimolante. Le idee creative e le prospettive per il futuro non vi mancheranno, morite dalla voglia di parlarne con amici. La vostra creatività è alle stelle, ma sarà un weekend molto piccante e molto focoso. Pesci, giornata oggi particolarmente densa di cose da fare, un po' di mondanità vi aspetta e troverete anche il tempo per parlare con dei vostri collaboratori o sentirvi telefonicamente per chiarire qualche alterco magagna o per gestire meglio delle situazioni un po' complicate che esigono diplomazia. Era un medico e un ricercatore che dedicò la sua vita a combattere il cancro e le malattie genetiche. Era Renato Dulbecco, nato a Catanzaro il 22 febbraio 1914 e morto a 97 anni in California. Fu uno dei primi a capire l'importanza del DNA, la molecola che contiene il codice della vita. Fu lui a scoprire come i virus possono infettare le cellule e trasformarle in tumorali. Per questo vinse il premio Nobel per la medicina nel 1975. Avere l'asso nella manica è un modo di dire che viene dal gioco delle carte. In alcuni giochi l'asso è la carta più forte, quella che fa vincere. Alcuni giocatori disonesti nascondevano un asso nella manica della camicia e lo tiravano fuori quando serviva. Così facevano finta di avere una carta in più e baravano. Il modo di dire però non significa che si è dei furbi o dei truffatori, significa che si ha una risorsa segreta, una soluzione che nessuno conosce.
Luis Buñuel è stato un regista geniale e ribelle che ha girato più di 30 film tra Messico, Spagna e Francia, vincendo un Oscar e numerosi premi internazionali. La sua carriera è stata segnata dalla sua critica al regime di Franco e alla Chiesa, che gli hanno valso la censura e l'esilio. Tra le sue opere più famose, Viridiana, il suo film più blasfemo, in cui una donna impersona Gesù Cristo e accoglie dei mendicanti nella sua casa. Altri film che hanno fatto scandalo sono L'Âge d'Or, una satira delle istituzioni, e L'Angelo sterminatore, una parodia della borghesia. Buñuel è stato un cineasta senza paura che ha usato la sua arte per denunciare le ingiustizie e le ipocrisie del suo tempo. Un matto ma anche un maestro. Ci salutiamo con la frase del giorno. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarci. Vi auguro un buon weekend. Come sapete, noi non ci fermiamo mai e ci vediamo anche la domenica, quindi vi aspetto domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.